ho parole, veramente, se questa è la gioventù moderna, caspita, la convivenza civile si va a fare friggere in tutto e queste sono cose basilari, specialmente la polizia e l'ordine un pochino basilare, non serve essere chissà chi, ma un po' di buonsenso, un po' di... Non ho parole, non so cosa dire. I residenti del Portello sono senza parole. Questo lo scenario che si sono trovati davanti uscendo di casa dopo quello che non esitiamo a definire un mercoledì da leoni nell'area della scalinata. Bottiglie ovunque, cestini stracolmi e addirittura il tettuccio di un'autovettura usato impunemente come ripiano per le bottiglie. La misura è colma. Il degrado che troviamo questa mattina al Portello è indecente, non è degno di una città civile come Padova, non è degno di nessuna città di questa terra ed è veramente vergognoso che si permetta in un periodo così anche delicato dal punto di vista sanitario di abbandonare zone così al degrado di persone assolutamente incivili. È proprio mancanza di rispetto verso gli altri, verso il nostro ambiente. Siamo stati tutti giovani universitari, ma di certo non è questo il comportamento, è uno schifo. Allora, io sto entrando al lavoro e mi sembra di essere nel Bronx, nel degrado più totale. È inaccettabile una situazione del genere. Questa bimba, per andare a scuola con la sua bicicletta, deve schivare i rifiuti che qualche incivile ha lasciato in mezzo alla strada. Chi abita al quartiere ha quindi deciso di scrivere al sindaco Giordani per riallacciare quel dialogo che l'emergenza sanitaria ha inevitabilmente interrotto. L'appello va anche agli studenti, però. Bisogna cercare una pacifica coesistenza tra tutti coloro che vivono e gravitano attorno al Portello.